C'è invece un paesino degli Abruzzi dove i serpenti appartengono a una tradizione tanto antica quanto gentile. A Cocullo il giorno di San Domenico l'immagine del santo viene portata in processione e i fedeli la seguono con le mani piene di queste innocue bestiole. Nei tempi antichi, narra infatti una leggenda, le valli di questa regione erano infestate di vipere che il santo, con la forza del suo amore, ridusse mansuete e inoffensive privandole del veleno. Al di là della sua pagana apparenza e del suo singolare folklore, la cerimonia rivela un antico e profondo atto di fede nella bontà.